adesso dal banco sono nascosto qua in caletta. Ci siete? Via, via! Dai, ci siete tutti! Sono passati 4 anni da quella notte. Alle 22:51 del 12 novembre 2019 la marea raggiunge il picco di 187 centimetri, il più imponente nella storia delle acque alte a Venezia dopo il 1966. Ma rispetto ad allora il mare entra nella laguna con un'irruenza impetuosa, una violenza che non si era mai vista prima, provocando un disastro. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua. Ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Io sono 15 anni che lavoro in sala operativa, non ho mai visto, ma neanche nei casi di studio. Venezia è al centro di una tempesta perfetta, picco della marea astronomica, livello medio elevato del mare Adriatico, forte vento di scirocco con passaggio di un ciclone di piccole dimensioni che provoca raffiche di vento oltre i 100 km orari. Qui si rischia veramente di non farcela più, comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci diano una mano perché qui i costi saranno tanti. Inizieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali. Serve un piano straordinario per Venezia. Parlare di Venezia e distinguerla dal patrimonio culturale è quasi impossibile perché non è un tema di edifici vincolati in un tessuto urbano che non merita tutela, qui è tutta Venezia che merita tutela. Nei giorni seguenti la marea supera per 4 volte i 140 centimetri, livelli che entrano tra i primi 20 degli ultimi 150 anni. I danni ammontano a centinaia di milioni, il maltempo si abbatte anche sul resto della provincia. A Venezia, poco meno di un anno dopo, il 3 ottobre 2020, il modulo sperimentale elettromeccanico, comunemente noto come MOSE, alzerà per la prima volta le paratoie, lasciando l'alta marea fuori dalla laguna.